Sabato 14 dicembre l'abbazia di San Domenico Abate ha ospitato il ritiro spirituale per il tempo di avvento del sovrano militare Ordine di Malta, che dalla fondazione ad opera del beato Gerardo De Sasso si prodiga per le sue finalità assistenziali nel mondo. Ad aprire l'incontro i saluti del delegato di Veroli, il marchese Alessandro Bisleti. Sul nazionale e internazionale moltissimo, sul locale è importantissimo perché la nostra delegazione opera su tutte le due province con vari gruppi giovanili partendo da Gaeta, da Ceprano, da Cassino, Sora, Veroli, Frosinone per quanto riguarda la provincia di Frosinone. E più sul Latina abbiamo di altri gruppi giovanili, quindi abbiamo più di 100 volontari che operano e devo dire che fanno un bel lavoro. Noi cerchiamo di fare il nostro dovere nel rispetto di chi ha bisogno, in tutti i settori, dalla sanità alle persone che sono per strada, quindi cerchiamo di essergli vicini. L'incontro è proseguito con la riflessione spirituale a cura del cappellano della delegazione Monsignor Fabrizio Turriziani Colonna, il quale ha illustrato il tema del pellegrinaggio in tutte le sue accezioni storiche e spirituali, ricordando come la tematica della peregrinazione sia strettamente connessa all'Ordine di Malta, che sin dalla sua fondazione ha messo al servizio dei pellegrini la costruzione di strade, ospedali e punti di conforto. Presente all'evento anche il responsabile territoriale della provincia di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il quale ha illustrato gli ottimi risultati raggiunti dall'ordine sul nostro territorio. È una giornata particolare e quest'anno abbiamo scelto Sora come nostro punto per fare il nostro precetto natalizio, perché abbiamo costituito un nostro nucleo, un nostro gruppo qui a Sora, che tra l'altro è gestito anche molto bene, e questa giornata serve ad inaugurare questa stagione nuova che apriamo proprio sulla città di Sora, che riteniamo particolarmente importante per quello che è la nostra attività, un'attività che facciamo a livello nazionale, così come lei stava ricordando, ma facciamo anche qui a livello territoriale, perché abbiamo nuclei a Frosinone dove avremo tra qualche mese una nuova sede più grande, lo facciamo a Ceprano, lo facciamo a Cassino, lo facciamo ad Anagni, e quindi anche Sora rientra in quella che è la pianificazione strategica del nostro ordine per essere sempre più vicino a quelle che sono le esigenze delle persone meno fortunate e bisognose. Voglio ricordare che qui a Sora già la nostra attività è iniziata, ci siamo posti al servizio, come dicevo prima, delle persone meno abbienti, e quindi abbiamo già confezionato dei pacchi, abbiamo dato delle indicazioni su come assistere meglio queste persone che hanno necessità e bisogno. Quindi è quella che è la nostra attività, che può sembrare straordinaria, ma è sempre un'attività di tutti i giorni che facciamo continuamente, e ci auguriamo, ecco, che qui a Sora ci possa essere un terreno fertile per trovare sempre nuovi volontari per poter esplicare ed espletare meglio quella che è la nostra missione.